Buona giornata ai nostri ascoltatori, videoascoltatori, e buona giornata anche a Tiziano Paolon che abbiamo in linea. Ciao Tiziano. Ciao Bruno, ciao a tutti, buona giornata. Allora, tra i nostri collegamenti abbiamo pensato di raggiungere una persona, un personaggio particolare. Lavora come artigiano, architetto, artista. Lui si definisce appunto un particolare artigiano perché crea nel suo laboratorio dei coltelli e altri gioielli da cucina. Perché abbiamo scelto Tiziano? Perché anche il suo settore, anche per gli artisti che vogliono differenziarsi dagli altri, sta vivendo in questo momento una difficoltà sul mercato proprio perché si sono chiusi a causa del coronavirus. Come lo stai vivendo questo momento, Tiziano? Questo momento è un momento negativo e positivo, dobbiamo prendere il meglio di quello che ci capita. Abbiamo perso forse una battaglia, non la guerra, abbiamo perso una battaglia e da questo dobbiamo imparare la lezione, innanzitutto. È chiaro che la lezione è fatta per migliorare, bisogna annullare il tutto per ripartire da zero con nuova grinta. Ecco, abbiamo capito come lezione che è importante innanzitutto dare valore alle piccole cose di tutti i giorni. La normalità può diventare straordinaria. Abbiamo capito che la burocrazia non ci aiuta. Abbiamo visto delle mascherine non prodotte perché non erano omologate, non erano certificate. In caso di emergenza la burocrazia va messa da parte. Abbiamo capito che ci sono dei settori importanti quali la sanità, invece c'è gente che investe milioni di dollari per capire se c'è vita su Marte. Cioè, dobbiamo curare le cose che abbiamo già. È meglio restaurare i vecchi ospedali che costruire nuovi centri commerciali. È meglio dare dei fondi alla protezione civile o agli alpini piuttosto che ai calciatori strapagati. Cioè, questa crisi ci serve per riflettere e soprattutto migliorare il nostro stato. È più importante il lavoro del fattorino, di chi ti porta il cibo a casa, di altre professioni non necessarie. Sono importanti le reti telematiche se vuoi lavorare da casa, se vuoi fare la scuola via telematica, devi potenziare la fibra. Cioè, dobbiamo imparare la lezione per migliorare. Certo, ma mi piace questa tua iniziale riflessione. Tu sei architetto, Sì. tu sei un artista e ti sei collocato in quale fascia di produzione secondo te? Sì. Allora, io ho avuto la formazione artistica perché ho fatto l'Accademia d'Arte, però ho fatto anche architettura e mi sono detto, per anni ho lavorato con pittura e scultura, poi vista la crisi già nel 2011 mi sono detto, se non si mangia con l'arte, farò arte per mangiare. Da lì è nata tutta una serie di oggetti di altissima qualità, prodotti a mano, a tiratura limitatissima. I coltelli che hanno vinto un sacco di premi internazionali esposti in gallerie d'arte, a piccoli oggetti che usi tutti i giorni. Però questi oggetti, oltre ad essere belli, sono straordinari perché sono pensati. Infatti non hanno plastiche, non hanno saldature, non hanno verniciature, hanno un basso impatto ambientale. Essendo un monoblocco ottenuto tutto da un'unica lamiera, quello che non c'è non si rompe, quindi va tutto in lavastoviglie. Hanno una finitura antigraffio, sono utili, sono funzionali, sono duraturi, hanno un prezzo molto contenuto. Cioè è il momento di apprezzare proprio anche attraverso questa crisi il vero Made in Italy. Basta con le cineserie. Quando compri la qualità, compri il meglio e aiuti un artigiano dietro casa. Ecco, io ti fermo un attimo, voglio farti una domanda.
Però prima della domanda ti chiedo un'altra cosa, prima di quella domanda che è propedeutica al nostro discorso sul coronavirus, ti chiedo, in questo momento tu stai vivendo la crisi di tutti, hai bisogno di sostegno da parte dello Stato, come tutti gli artigiani, come i liberi professionisti, come gli operai, come i commercianti, oppure tu hai una tua autonomia? Beh, tieni conto che il 95% di quello che vendevo prima lo vendevo attraverso le fiere, perché la produzione è molto artigianale, vendevo direttamente al pubblico anche per abbattere tutta la filiera dei costi aggiunti. È chiaro che sono fermo da 3 mesi, ma un creativo, e un creativo dello Stato non ne ha bisogno, perché a parte che non ho le garanzie richieste, ma la nostra ricchezza sono le idee. Infatti io in questi giorni sto costruendo il coltello più grande del mondo. Visto che sono sulla statale a San Biagio di Callalta, per celebrare la vittoria di questa battaglia, tirerò fuori un coltello lungo 5 metri, messo in piedi proprio sulla statale. Ecco, questo sarà un primo grande segnale della serie io ci sono, anzi ho il coltello dalla parte del manico. E quando sei fermo ti guardi un po' attorno. Io mi sono guardato un po' indietro a quello che ho fatto, ho incominciato a aprire armadi e cassetti e ho trovato migliaia di prototipi, 20 anni di studi, ricerche, esperimenti, cose da farci un museo alla Triennale di Milano. Quindi nei momenti di crisi è proprio lì che viene fuori il meglio. Il famoso bicchiere è ancora mezzo pieno e spesso nel fondo ci sta anche la cosa più buona. Mi piace la tua positività e il tuo senso anche civico del dovere. Il dovere di tutti è cercare di tirarsi sulle maniche e in un momento come questo inventarsi e reinventarsi. La domanda vera e propria è questa. Se questa trasmissione ti aiutasse, noi naturalmente voci dal territorio vuole dare voci agli artigiani, ai commercianti, a chi soffre in questo momento la pandemia che abbiamo sulla testa, no? Se questa trasmissione fosse utile anche per rilanciarti, per dare più sostanza al tuo lavoro, tu aiuteresti quelle persone che sono oggi in prima fila e che stanno lottando per tirarci fuori da questa disgraziata situazione? Ma certo, certo, siamo tutti qui per poter ripartire. È chiaro che dobbiamo ripartire però memorizzando quello che abbiamo imparato in questa lezione. È chiaro che se incominciamo a lasciar perdere i grandi centri commerciali, comprare direttamente dagli artigiani, e rivalutare i vecchi mestieri, rivalutare i creativi, possiamo fare molto tutti assieme, ovviamente. Allora, bene, io spero faremo di tutto anche in futuro, ci terremo in contatto perché tu possa essere non soltanto voce ma anche sostanza nei confronti di chi magari soffre più di te, magari ha grandi difficoltà. Scommetto già che uno come te aiuta già gli altri, aiuta i vicini, aiuta le persone che hanno bisogno. Non c'è bisogno di chiedertelo, questo indubbiamente. Però vorrei che un artigiano particolare, come sei tu, mi sembri una bella persona, possa avere possa essere anche di traino per tutte quelle persone che si abbattono e dicono io adesso cosa faccio? Ce n'è molto da fare, è vero? Sì, si tratta di reinventarsi, insomma, abbiamo detto prima, il famoso mezzo bicchiere ancora pieno spesso contiene il meglio, e proprio da lì
quando una foresta brucia, dopo qualche anno rinasce ancora più forte, ancora più verde. È proprio il momento per ripartire con più slancio. Non mi sono fermato, anzi sono arretrato per prendere meglio la rincorsa. Allora, cosa ti senti di dire ai nostri ascoltatori sulla situazione che viviamo? Come ti senti di incitarli? Lo hai già fatto, ma ti lascio chiudere questo contatto, poi ci sentiremo più avanti, perché io mantengo le promesse e tu hai i nostri contatti e cercheremo di fare qualcosa insieme, proprio per quel fine che ti ho detto prima. Cosa ti senti di dire salutando quelli che ci stanno ascoltando? Pensate a quello che hanno sofferto i nostri nonni nel dopoguerra. Anche noi siamo nel dopoguerra, ma abbiamo da mangiare, abbiamo da vestirci, abbiamo da riscaldarci, insomma abbiamo, ripeto, perso solo una battaglia, mica la guerra, e questo è il momento opportuno per tirar fuori il meglio di noi stessi, con l'Italia nel cuore. Allora io ti ringrazio moltissimo per la disponibilità che mi hai dato di intervistarti e per le parole che tu hai detto di incoraggiamento a tutti. Speriamo di rivederci presto. Intanto un grande abbraccio, ti saluto. Mi ha fatto molto piacere averti incontrato e penso anche ai nostri ascoltatori. Grazie ancora, buona giornata e buona fortuna a tutti voi. Buona Pasqua. Ciao, arrivederci. Grazie.